Arriva anche a Mestre la protesta dei trattori contro le politiche europee e nazionali, dicono che stanno facendo morire le piccole e medie imprese. Una quarantina di trattori con oltre un centinaio di agricoltori provenienti da tutto il Veneto si sono dati appuntamento intorno alle 13 al piazzale di Forte Marghera dopo aver attraversato tutta Mestre nella duplice direzione dalla Romea alla Triestina. La protesta sulla scia di Francia e Germania contro le politiche green dell'Unione Europea. Questa Europa sta distruggendo il mondo, lo distrugge lei, lo sta distruggendo lei. Vogliono il latte sintetico, vogliono la carne sintetica, vogliono le verdure sintetiche per un solo loro scopo, il business di qualcuno a discapito di tutta l'agricoltura. Nel nostro Veneto intanto sta accadendo che purtroppo ci sono parecchie richieste da parte di terzi di comprare o di dare in locazione in affitto gli appezzamenti di terreno degli nostri agricoltori. La finalità: trasformare in una distesa di pannelli fotovoltaici ciò che ora è terreno agricolo. Lungo le risaie di Caorle, in più anche oltre nella nostra zona, anche nel Vercellese, vogliono proprio fare questo tipo di scambio. Non ci vediamo un futuro davanti. Il gasolio sta aumentando giorno per giorno, alimentare il bestiame aumenta giorno per giorno, produrre cereali è diventato improponibile. Abbiamo troppe spese rispetto ai guadagni che abbiamo, non riusciamo più a vivere così. Protesta proseguita poi a piedi lungo Venezia.